Il Job Act che abbiamo un po' rinviato e che è stato rinviato dal governo, a me sembra che però si occupi più della riorganizzazione del lavoro attuale, ma secondo noi il lavoro in questo momento non c'è, quindi va creata nuova opportunità di lavoro, vanno restituiti i diritti ai lavoratori esodati. In Italia abbiamo ancora oggi 300.000 persone esodate che grazie alla Fornero e alla riforma, noi stiamo raccogliendo le firme per abolire la riforma Fornero, siamo gli unici a farlo, drasticamente, per fare in modo che gli esodati possano avere nuovamente riconosciuti i loro diritti. In questo momento vivono un dramma pazzesco, perché sempre io ne ho incontrati tanti. Aspetti un attimo che... C'è pure la domanda sugli esodati. Benissimo, c'è tutto. Quindi, il cartello numero 8, ci sono due domande, le facciamo tutte e due insieme perché così diamo modo di rispondere nel merito delle domande, dei bisogni di risposte dei nostri ascoltatori. Dunque, volevo dire a Messina di proseguire la battaglia contro la riforma delle pensioni Fornero, di cui lei parlava prima, che ha danneggiato tanti lavoratori ma anche le aziende. Credo non ci sia una reale volontà del governo di riformarla. Lei cosa ne pensa? Questo è Giorgio Greco che glielo chiede. E come sta andando la raccolta di firme per abolire la riforma Fornero? Io ho firmato, spero riusciate a fare qualcosa. Quindi siamo proprio nel pieno del discorso che stava iniziando. Io ringrazio per la domanda, ne stiamo parlando. La raccolta sta andando bene perché i cittadini sono veramente indignati e danneggiati da una riforma fatta dietro una cattedra ma non calata sul territorio, perché poi per cambiare le cose non devi essere soltanto uno studioso, devi in pratica capire di cosa parli. Ebbene, la riforma Fornero in un sol colpo ha danneggiato datori di lavoro e lavoratori, non era mai successo. Normalmente una riforma del lavoro lascia insoddisfatti i lavoratori e non i datori di lavoro o viceversa. In questo caso ha unificato il fronte. Gli esodati sono un dramma del nostro paese. Immaginate che tra l'altro ci si ritrova a 60 anni disoccupato in concorrenza col proprio figlio di 30 disoccupato che cerca lavoro. Io ne ho incontrati tanti in una grande difficoltà. Allora, abolire la Fornero, ripristinare i diritti, noi proponiamo per esempio una flessibilità in uscita per i lavoratori, per fare in modo che tra i 60 e i 70 anni si possa uscire dal mondo del lavoro aderendo ovviamente a una proposta e dall'altra parte aprire quindi a nuovi posti di lavoro. L'apprendistato deve essere un passaggio per un lavoro duraturo, poi uno nella vita può anche cambiare lavoro, ma non deve essere l'obiettivo quello di un contratto di 36 mesi e purtroppo oggi questo è il tema.